Da oggi dovrebbe andare via lo sciroppo, che è il vento, quello umido che arriva dal sud. I più pignoli diranno il scirocco, e arriva il maestrale. Il maestrale è quello che ha meno umidità e ti crea, diciamo, guarda, ecco qua, il cielo meno con quell'effetto afoso. Il cielo come piace a me piace il cielo creato dal vento di maestrale, ossia bello celeste con le nuvolette, va che spettacolo. Di conseguenza mi dicono oggi dovrebbe esserci anche il mare meno mosso e pertanto bello, andiamo a vedere. Decisamente per il colore dovrebbe prenderlo dopo, invece adesso probabilmente è troppo presto, il sole deve essere più su, diciamo, per creare quell'effetto Caraibi. Ah, è tipo inghiazzata, oh, l'acqua trasparente, bene bene, dopo diventa blu. No, non abbiamo cambiato posto, siamo sempre nella spiaggia, girati, dall'altra parte della strada del parcheggio che ti ho indicato. Area camper mare blu. Ah, c'è scritto area camper, mi pareva, no? Perché su Google Maps c'è scritto parcheggio, qua c'è scritto area camper, grazie al cazzo, carico, scarico, corrente, docce, lavelli e tutto quanto, cioè. Il parcheggio sull'erba, Singanu d'Arabia. 2 persone e 2 giornate di lavoro per una maglietta di cotone. Ovviamente sulle giornate di lavoro sto scherzando. Quindi riassumendo, acido muriatico, plutonio e che altro? Uranio liquido. Ok, teoria con questi 3 elementi, no scherzo, non fatelo da casa. Se non date fuoco alla casa. Step 1 bicarbonato. Tra l'altro, non per fare pubblicità, ma vedi le coincidenze, quello proprio della Solvay, dove siamo andati noi in Toscana. Va bene, dai. Cioè, basta un fiato del... Aspetta, prima questo. Non vedo più le macchie, scusa, qua davanti. Acqua ossigenata. Ossigeno sulle macette. Il savon de Marsiglia, cioè serie da Marilena, però si chiama di Marsiglia, vedo il tipo di sapone. Strofinare come non che fosse gli anni 60. La nonna diceva a fare un fagottino di cucusita. Allora, prima si gira la manica per dentro dove c'è la spuzza del sudore. Che bello il latino, io dopo che è alta con la spuzza del sudore. Te fa cosita, cosita, te fa il rotolino, così, e te fa bella lavandaia che lava i fazzoletti. O te russa, no, scusate, ho sbagliato, russa, no strussa, perché strussa è... So che te gusta? Mi gusta la patata, questa mi chiave gusta qua. stu. Ah, pare a mañana. Mi gusta la mañana. Cos'è la mañana? Non so, Mattina. conosci robe brutte. Mañana di domani. Mattina, no? Cos'è? Mañana di domani. E poi mañana Domani? per la mañana e domani mattina. Ah, mi gusta la domani, ok, va bene. Cioè è ghiacciata, ma meno di prima. Ah, materassino, ah no, acqua ghiacciatissima. Porco cane. Ah, ricordati sì che in Sardegna l'acqua è ghiacciata. C'è chi piace e chi non piace, quindi se a te piace l'acqua fredda, e la maggior parte dei miei amici adora l'acqua ghiacciata, la Sardegna è perfetta per te, idem la Croazia e anche Tenerife, che ci andremo fra un paio di mesetti. E naufragare un po' nel mare. Cioè è tipo che fai 2 metri e già non ci tocchi più, porca miseria, è un abisso. Marocchini con i asciugamani anche qua, perché tutto il mondo è paese. Oh, ora l'acqua si sta sardegnizzando, siamo tipo 1,5 metri e è completamente trasparente, di qua inizia a essere celestina. Ormai sono gli ultimi giorni, viene solo che da bestemmiare, ragazzi. Vabbè, pazienza. Mi hanno buttato via 1 migliaio di euro e basta. Un altro pro di fare le vacanze, i giri con gli amici, parte la compagnia, tutto quello che vuoi, ma è anche il fatto, tipo, se tu adesso in materassino, no? Prendi una corrente, ti allontani, vai a finire in Corsica o in Africa, hai capito? Cioè, sì, sono bei posti, però loro possono chiamare tipo i soccorsi, cioè, hai capito? Ti vedono allontanare e dicono, ma dovrà mai andare in Corsica da solo? Io adoro avere il camper attaccato alla spiaggia, che mai più prenderò un campeggio lontano dalla spiaggia di quelli che c'è con la navetta. L'ho già preso quella volta a Gallipoli e mi ho detto no, mai più, nel senso che se devo spendere soldi per una cosa che non mi piace, piuttosto sto a casa, me li risparmio i soldi, capito? Quindi... Brutta merda! È servita anche come controprova a sta seconda vacanza per capire se era possibile lavorare e andare, diciamo, in ferie. No, non è possibile, nel senso che i clienti vengono seguiti malissimo, mentre prima erano abituati a risposte sempre subito.
adesso mi sentono con l'acqua al mare sotto, o magari che non rispondo perché sono in acqua, eccetera eccetera. Io adesso avrò non so quante chiamate e messaggi da rispondere e non mi godo neanche la vacanza, hai capito? Nel senso, è tutto un coso col telefono. Quindi sì, è il solito discorso che avevo detto, separare il dovere dal piacere, perché mettere tutto assieme ti rovini sia il dovere che il piacere. It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just did.